Sabato 13 luglio, Caorle è protagonista con l'edizione 2013 di Nuotiamo Insieme, manifestazione inserita nel circuito nazionale FIN di fondo e mezzo fondo, con 3 gare in acque libere dove sono previsti oltre 600 atleti. L'apertura è sempre con la gara dei 600 metri riservata, oltre che agli atleti propaganda, per tutti gli atleti disabili delle diverse federazioni, enti che saranno presenti in questa giornata. Poi ci sarà la gara dei 5.000 metri sempre nella mattina e nella fase pomeridiana la gara dei 3.000 metri che chiude la manifestazione, a seguito della quale ci sarà la premiazione anche del circuito Alto Adriatico. Quest'anno abbiamo scelto di modificare il percorso della gara dei 5.000 metri per semplificare la gestione sia per i concorrenti che per la giuria e per l'assistenza in mare, facendo un circuito che viene ripetuto 2 volte, quindi concentrando di più, rendendolo molto più visibile anche dagli spettatori lungo il litorale, quindi rendendolo più spettacolare. La manifestazione si è sviluppata in un modo incredibile perché avevamo 50 atleti il primo anno e siamo arrivati all'anno scorso a oltre 400, a oltre 500 atleti. La ragione per cui si chiama Nuotiamo Insieme è perché al 3° anno di questa manifestazione abbiamo inserito i ragazzi disabili, per cui per non parlare della disabilità abbiamo chiamato la manifestazione Nuotiamo Insieme, che comprende disabilità e normodotati. La manifestazione oggi da 5 anni è in grande collaborazione con la Federazione Italiana Nuoto, settore Veneto, per cui abbiamo il Presidente che si impegna in modo incredibile per il risultato della manifestazione e per tutta la sua organizzazione. Per il Comune di Caorle Nuotiamo Insieme è un evento manifestazione sportiva che ormai si inserisce assolutamente nella programmazione estiva di ogni anno, un evento che ripetiamo, non è la prima occasione. Siamo molto contenti e felici di aspettare questo evento. Siamo felici e contenti per varie motivazioni, anzitutto perché andiamo a valorizzare lo sport. Lo sport per noi è rispetto delle regole, lo sport è promozione di valori che sono la base dello spirito di corpo, anche ad esempio nei giochi di squadra. Lo sport è soprattutto divertimento, ma in questo caso il valore che diamo allo sport è un valore molto più importante. All'interno delle gare che qui ospitiamo, il 13 luglio, all'interno della 600, della 3000 e della 5000, abbiamo un momento molto particolare che appunto si svolge all'interno della competizione sui 300, perché è un momento che attiene all'esercizio dell'attività a parte di atleti paralimpici e noi come Paese siamo molto sensibili allo sport, ma anche sotto il profilo della tutela delle diversità e quindi sotto il profilo della promozione dei valori che sono la base anche del turismo sportivo per le persone diversamente abili. La giornata inizierà con una novità, non ci sarà la banda ma ci sarà il coro arcobaleno che canterà l'inno nazionale e quindi avremo i ragazzi che si avvicineranno agli atleti, quindi sarà un momento conviviale di gioventù molto allegro e poi inizieranno le gare con le varie premiazioni come ogni anno. Per il Comune di Caorle è un evento molto importante, noi puntiamo molto sul binomio sport e turismo e diciamo che questo può essere anche l'evento clou della stagione, che arriveranno più o meno sui 700-800 atleti che verranno a nuotare nel nostro mare, antistante alla bellissima chiesa della Madonna, quindi riusciremo a coniugare lo sport ma anche valorizzare la bellezza del nostro territorio, del nostro comune, quindi può essere anche una sorta di promozione turistica.